Benvenuto nel canale Rapporto Napoli, metti mi piace al video e iscriviti al canale. Forza Napoli sempre! Antonio Conte, allenatore del Napoli, in conferenza stampa a partire dalle 14:30 per parlare della prossima partita, Napoli-Lecce, in programma sabato 20 ottobre alle 15. Segui la conferenza di Conte. Tensione contro il Lecce? Perché dovrei farlo? Non mi piace parlare di queste cose. I ragazzi sono tutti titolari e ci sono delle scelte da fare in base a quello che vedo, se c'è un problema di cui nemmeno ti accorgi. Se vedo che sapete l'85% di quello che sta succedendo, metterò in campo la squadra migliore, quella che penso sia giusto mandare in campo. Anche perché c'è la partita contro il Lecce. C'è qualcosa da cercare per continuare ad ottenere risultati e questa è la base di tutto. Ma farò delle valutazioni. Domani prenderò le decisioni finali per l'11 titolare. Che approccio mi aspetto? Mi aspetto che sia diverso dall'Empoli. Questo non è stato positivo e non credo fosse voluto né da parte mia né dei giocatori. A volte ci sono anche avversari e situazioni esterne che mettono in difficoltà, come nel primo tempo. Sicuramente vogliamo migliorare e fare meglio del primo tempo di Empoli. Napoli-Lecce e Inter-Juventus? Non guarderò mai le squadre avversarie, penso al nostro gioco. Deve essere così, per me, per i giocatori e per l'ambiente. Questa partita è l'unica che ci permette di crescere i punti in classifica che serviranno in caso di difficoltà. Pensiamo solo a Lecce, cercando di portare avanti i risultati, facendo questo percorso nel migliore dei modi, sapendo che ci saranno difficoltà future, dovremo essere bravi a superarle. Loro come una squadra. Il Lecce per me è una partita entusiasmante. Ci sono i sentimenti e poi il mestiere, vanno sempre divisi ed è difficile che si uniscano. Il Lecce rappresenta le mie origini, tutto è iniziato lì, sui campi polverosi e nella squadra di mio padre, dove sono cresciuto prima di essere preso dal Lecce, da qui il settore giovanile, l'esordio in Serie A e alla Juventus a 21 anni. Rappresenta tutto, farà sempre parte del mio cuore e nessuno me lo toglierà. Dopo la partita il Lecce sarà un avversario che cercheremo di vincere. Raspadori? Jack sta lavorando come tutti gli altri, lo vedo sempre molto positivo e totalmente concentrato su quello che facciamo. Per me è un attaccante, una seconda punta, un po' come fa MC Tominay alla fine. Lo vedo in questa posizione. Luca Gotti, allenatore del Lecce, è intervenuto in conferenza stampa alla vigilia della sfida di campionato contro il Napoli al Maradona. Che parole ho usato per tirare sul morale della squadra? È stata una settimana molto brutta per tutti. Quando in un periodo negativo accadono fatti clamorosi, tutti parlano per fare chiarezza, ma la ricetta è quella dei fatti. Unire le parole ai fatti. Una squadra che deve salvarsi ha un percorso di 38 partite e deve ritrovare solidità. Questo è il primo passo per trovare adesso. Gli errori commessi contro la Fiorentina? La scorsa settimana è stata bellissima. Ci siamo allenati molto bene con intensità. Ciò suggeriva altro. I primi 20 minuti sono andati nella stessa direzione della settimana, poi è bastato pochissimo perché tutto sparisse. Nella partita ho cercato equilibri che non c'erano. Volevo una squadra più pericolosa in fase offensiva e nei primi 20 minuti abbiamo avuto 2 a 3 occasioni potenziali. Allo stesso tempo, però, dimostriamo poca solidità. Non possiamo perdere facilmente 1, 2, 3 giocatori e questo mette in difficoltà il centrocampo. La partita contro il Verona può influenzare le tue scelte? Certo, soprattutto in situazioni metà e metà. Non ho dubbi su chi sia il grande. I rischi non dovrebbero essere ricercati in situazioni 50 e 50. Pelmard o Gian con Baschirotto terzino. Non posso dire chi sia più preparato. Probabilmente valuteremo entrambe le soluzioni perché non so se i ragazzi avranno 90 minuti. Il campo risponderà. Banda? Pensavo fosse bravo, ma non volevo nemmeno sovraccaricarlo perché dopo il Napoli ci sarà un solo allenamento con in mente il Verona. Il suo percorso mi sembra positivo. Qual è la tua opinione, tifoso del Napoli? Lascia il tuo commento al video e iscriviti sempre al canale Forza Napoli.